gravissima la 34enne tedesca che 2 anni fa investì e uccise a Santo Stefano di Cadore il piccolo Mattia Antoniello, il papà e la nonna. La donna era scappata dalla comunità del Veronese dove si trovava dopo il patteggiamento. A Favaro Veneto la reazione della famiglia colpita dalla strage di Santo Stefano di Cadore, le parole del nonno del piccolo Mattia: né lui né i genitori hanno mai chiesto scusa, ora provano il nostro dolore. Bilancio di fine anno per il Comune di Venezia, l'ultimo da sindaco per Luigi Brugnaro, che sull'inchiesta Palude dice: un'infamia che mi porterò nella tomba. Domani sera alle 21 sulle reti del gruppo Media Nord-Est il messaggio del presidente Alberto Stefani che guarda le sfide del nuovo anno. Intanto in giunta ha approvato un progetto per la lotta alle nuove droghe. Papà sta picchiando la mamma, dopo 4 anni di botte la telefonata del figlio fa scattare l'intervento dei carabinieri di San Donà di Piave, 48enne indagato per maltrattamenti in famiglia. Non si ferma la mobilitazione in tutta Italia per chiedere la liberazione di Trentini. Armanda Colusso, la mamma di Alberto, ha scritto anche a Papa Leone. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque l'avete sentito, nel luglio del 2023 travolse ed uccise una famiglia veneziana in vacanza a Santo Stefano di Cadore. Angelica Hutter è stata investita da un'auto nel Veronese dopo essere scappata dalla struttura psichiatrica dove era stata ricoverata a seguito del patteggiamento. La donna lotta tra la vita e la morte, aperta un'inchiesta. Era il 6 luglio del 2023 quando l'auto di Angelica Hutter a Santo Stefano di Cadore falciò l'esistenza di un'intera famiglia di Favaro Veneto: il piccolo Mattia, 2 anni appena, il papà Marco Antoniello, 47, la nonna 64enne Maria Grazia Zuin. Stavano passeggiando in quella che doveva essere solo una vacanza in montagna nel cuore del Comelico quando vennero travolti dall'Audi A3 nera della donna tedesca, oggi 34enne, che in queste ore sta lottando tra la vita e la morte perché investita dall'auto di un 77enne veronese sulla strada provinciale 19 a Ronco all'Adige, e questo durante la fuga dalla casa di cura psichiatrica Casa Don Girelli, dove si trovava ricoverata dopo aver patteggiato una pena a 4 anni e 8 mesi proprio per quel terribile triplice omicidio stradale. Una scia di orrore e tragiche coincidenze su cui adesso si cerca di fare luce con la polizia stradale di Legnago, che ha aperto un fascicolo per lesioni. Non è chiaro se Angelica Hutter stesse camminando a bordo strada o se la stesse attraversando al momento dell'impatto. Perde quota ora dopo ora l'ipotesi del tentato suicidio. Forse la 34enne voleva soltanto raggiungere la Baviera, sua terra di origine. Un destino che interroga non solo gli inquirenti e che riapre ferite profonde, familiari e di comunità. A Favaro Veneto le esequie nella chiesa di Sant'Andrea furono un abbraccio straziante collettivo, sostegno che continua ancora oggi. Una delle cose principali che abbiamo pensato è che ovviamente tutto questo riporta a galla tutto il dolore di queste persone che da anni stanno soffrendo questa loro perdita del figlio, nipote e consuocera. Stava seguendo un percorso di riabilitazione Angelica e pochi giorni fa con gli altri ospiti aveva fatto visita anche ai mercatini di Natale. Parlava poco l'italiano ma non c'erano sospetti di fuga. Allontanamento che è stato invece repentino. Domenica la donna esce dalla casa accoglienza e si infila tra le piante, poi scavalca la cancellata. Evoluzioni riprese dal sistema di videosorveglianza, immediato l'allarme ai carabinieri con la 34enne tedesca che viene investita 10 minuti dopo, quando tutti la stanno cercando. La nostra è una struttura sanitaria, cura le persone e non le contiene, afferma il direttore di Casa Don Girelli, Giuseppe Ferro. Angelica Hutter dice forse viveva un periodo di forte stress acuito dalle feste natalizie. Non mettiamo muri, intanto le prossime ore potrebbero essere decisive per capire quanto il destino possa essere tragico e beffardo. A Favaro Veneto la reazione della famiglia colpita dalla strage di Santo Stefano di Cadore, le parole del nonno del piccolo Mattia: Luigi, né lei né i genitori hanno mai chiesto scusa, ora provano il nostro dolore. Nel fatto che i genitori di lei soffrono almeno un po' di come abbiamo sofferto noi, perché da quella gente là non abbiamo avuto un rigo, una scritta, una parola di
di scusa, di conforto, di niente. Casa Antoniello, qui a Favaro Veneto, è l'abitazione dei genitori di Marco, ucciso a 47 anni insieme al piccolo Mattia di appena 2 anni nell'incidente che ha sconvolto Santo Stefano di Cadore. Ad aprirci sono i nonni Ida e Luigi. Le parole di nonno Luigi non cercano vendetta, ma restituiscono tutta la profondità di un dolore che non conosce tregua. Il valore di loro figlia, se soffrono per la loro figlia, almeno che soffrissero un attimo di come abbiamo sofferto noi. Perché il dolore non si può calcolare. Non si cancella. No, perché quel dolore è eterno. La notizia dell'incidente che ha coinvolto Angelica Hutter l'avevano vista scorrere in televisione poco prima del nostro arrivo, proprio durante il nostro telegiornale. Un colpo improvviso che ha riaperto ferite mai rimarginate, ci dice nonno Luigi. Il stesso trauma. E mi è balzata alla mente lei, diciamo, in mezzo alla strada, diciamo, come erano i miei, solo che i miei purtroppo erano coperti da un lenzuolo e che lei è stata soccorsa. Mi auguro che ce la faccia. Un dolore disumano, la tragedia causata da Angelica, un dolore che resta anche quando il tempo passa e che nessuna notizia potrà mai cancellare. Io mi sarei aspettato almeno un rigo di scuse da parte dei genitori, come esseri umani, perché se mio figlio avesse fatto anche una piccolissima parte di quelle che aveva fatto sua figlia, anche se la ritenevano malata, è stata ritenuta malata, era mio dovere chiedere scusa. Quello che ho fatto ancora è aumentato ancora più il dolore, più la sofferenza. La colpa, se lei era fuori, è delle leggi italiane. Dargli tutte le attenuanti possibili. E 3 omicidi in una struttura di riabilitativa per noi è stato poco. Nella casa dei nonni le fotografie dei loro cuori travolti inesorabilmente da quell'Audi nera, tutto intorno i pupazzetti del piccolo Mattia, nel segno di una mancanza incolmabile per sempre. E quello è. E noi, purtroppo per noi c'è l'ergastolo a vita. Noi vegetiamo, noi adesso non viviamo. Cambiamo argomento, il bilancio di fine anno in Comune di Venezia coincide anche con l'ultimo da sindaco per Luigi Brugnaro. In 11 anni ho messo a posto la città, ha detto Brugnaro, e sull'inchiesta Palude un'infamia che mi porterò nella tomba. Mi mancano 11 anni di marchette, di contributi, perché del genio non si è tolto da umana. Dalla mia società, mi sono tolto dal comune e non mi so pagare neanche i contributi e adesso vado in pensione con meno soldi. Questa è la realtà. Io sarei quello che dovrebbe rubare, cioè questa è un'infamia che mi porterò nella tomba a prescindere da come finirà, però continuo a credere nella magistratura. L'indagine della Procura di Venezia rimane una ferita aperta. Lo sfogo del sindaco Luigi Brugnaro arriva improvviso nel mezzo di un discorso di oltre mezz'ora tenuto prevalentemente a braccio durante la conferenza stampa di fine anno. Ma l'ombra dell'inchiesta Palude si allunga anche sul 2026. Tra gennaio e marzo sono già state fissate 3 udienze in tribunale che accompagneranno inevitabilmente la prossima campagna elettorale, perché quella al municipio di Mestre e per Brugnaro anche l'ultima conferenza stampa di fine anno da sindaco. Noi lasciamo una città sana, lasciamo un'organizzazione pulita, lasciamo dei dirigenti, dei dipendenti valorizzati, carichi, io li ringrazio tutti. L'intervento del sindaco, preceduto da quello di assessori e consiglieri delegati, ognuno su quanto fatto tra le materie di propria competenza, diventa presto anche un bilancio di 11 anni di amministrazione della città, un viaggio lungo 2 mandati elettorali che il Covid ha allungato oltre il decennio previsto. Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. Gli esponenti della Giunta Brugnaro sostengono che da quel 2 luglio del 2015 c'è stato un lavoro continuo che ha migliorato la situazione in ogni campo, dai conti pubblici ai servizi ai cittadini. Questo nonostante le continue proteste, dice il sindaco, di partiti di opposizione, comitati, associazioni varie. Ma può essere che una città va avanti così? Cioè, la città non va avanti con questa gente qua, non andiamo da nessuna parte, ragazzi, andate a votare, mi adesso ho finito il mio mandato, adesso per 6 mesi, però vi imploro, vi prego, cioè non date di nuovo la città in mano, perché questi giapponi
6 mesi per fare un lavoro di 12 anni. Guardate, distruggere ci metti un attimo, costruire ci metti 10 anni. Abbiamo una città che è a posto adesso. E su una delle ultime polemiche, la nomina di Beatrice Venezia, direttrice musicale della Fenice, Brugnaro lancia un'idea. Facciamo una tournée all'estero con l'orchestra e la Venezia che dirige. Paghiamo noi, trovo il sistema, Comazzi, gli faccio tirare fuori i soldi al governo, da qualche parte gli troviamo uno sponsor, qualcosa, andiamo a fare un concerto all'estero, in maniera tale che siamo in campo neutro, per capirci. Pensavo adesso i sospetti, oggettivamente penso li avreste anche voi, e vediamo effettivamente se si riesce a trovare una qualche forma di minimo di convivenza. La Fenice sarà uno degli ultimi nodi da sciogliere prima della fine del mandato e l'inizio di una nuova fase. Andremo a votare a maggio e dopo mi occuperò un po' della mia famiglia, che francamente ho 5 figli, e poi la mia azienda, il mio lavoro, le mie passioni che ho lasciato da parte. Poi quando avrò finito, spero il prima possibile, ma sarà ai tempi della magistratura, cioè va bene, cioè, quando avrò finito continuerò a occuparmi di politica. Diverse le reazioni al discorso di fine anno del sindaco Luigi Brugnaro. Il capogruppo Dem Giuseppe Sacà parla di toni trionfalistici e già da campagna elettorale, mentre nei 10 anni di Brugnaro Venezia è precipitata dall'8° al 53° posto per qualità urbana ed è al 105° posto su 110 la voce giustizia e sicurezza nella classifica del Sole 24 Ore. Fanno bene ad evidenziare l'incremento del patrimonio del comune, ha detto il segretario della CGIL Daniele Giordano, altrimenti non si capirebbe dove sono finiti gli introiti del contributo d'accesso, le tasse di soggiorno, i trasferimenti ricevuti, gli utili delle partecipate che pagano cittadini e cittadine, una città che estrae denaro ma che è sempre più invivibile per cittadini e lavoratori. Domani sera alle 21 sulle reti del gruppo Media Nord-Est il messaggio del presidente Alberto Stefani che guarda alle sfide del nuovo anno sociali, economiche. Intanto in giunta è stato approvato un nuovo progetto per la lotta alle nuove droghe. Abbiamo messo a disposizione oltre 200.000 euro per attivare una rete regionale di contrasto alle nuove sostanze psicoattive e quindi la necessità di garantire non solo prevenzione ma anche un forte contrasto allo spaccio e soprattutto all'utilizzo ovviamente di queste sostanze. Un mercato che non conosce crisi, sempre più insidioso perché subdolo, con l'incubo fentanyl che forse è uno degli aspetti più evidenti e discussi. L'ultimo provvedimento dell'anno è dedicato alla lotta alla droga, in particolare alle nuove frontiere dello spaccio e delle dipendenze. Alberto Stefani su questo fronte accelera con un progetto in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Saranno messi a disposizione delle aziende sanitarie locali, in particolare di quelle che si occupano in maniera specifica della lotta e del contrasto all'utilizzo delle sostanze stupefacenti. L'iniziativa rientra in quella priorità sociale che resta il vero pallino del nuovo governatore, che nell'ultimo giorno dell'anno è pronto a rivolgere un messaggio a tutti i veneti attraverso le emittenti del gruppo Media Nord-Est, a reti unificate su Antenna 3, Rete Veneta, Tele Nord-Est, sociale ma non solo. Le sfide per il nuovo anno sono tante. Vi aspetto domani sera alle ore 21 su Media Nord-Est per gli auguri di un felice anno nuovo da vivere insieme. Ed ora continuiamo con la cronaca. Papà sta picchiando la mamma. La telefonata del figlio fa scattare l'intervento dei carabinieri di San Donà di Piave dopo 4 anni di botte e maltrattamenti. Venite subito, papà sta picchiando la mamma. È la voce tremante di un figlio a rompere il silenzio di una casa diventata teatro di paura. Una chiamata al 112 che ha fatto scattare l'intervento dei carabinieri di San Donà di Piave e messo fine a un incubo che durava da anni. Quando i militari sono arrivati nell'abitazione hanno trovato una donna scossa, segnata dalle violenze subite. Schiaffi, capelli tirati, umiliazioni continue, un'escalation di maltrattamenti che, secondo quanto raccontato dalla vittima, andava avanti da tempo, nel silenzio e nella paura. L'ultimo episodio, avvenuto davanti ai figli, è stato quello che ha spinto uno di loro a chiedere aiuto. Il maltrattante, un uomo di 48 anni di origine straniera, è ora indagato per maltrattamenti in famiglia. Il Tribunale di Venezia ha disposto nei suoi confronti l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli.
Una misura che segna l'inizio di una possibile rinascita per una famiglia che ha trovato il coraggio di spezzare il silenzio. Non si ferma la mobilitazione in tutta Italia per chiedere la liberazione di Alberto Trentini. Armanda Colusso, la mamma di Alberto, ha scritto anche a Papa Leone. Armanda Colusso, mamma di Alberto Trentini, ha scritto anche a Papa Leone XIV per chiedere e invocare l'aiuto del Santo Padre affinché il figlio, cooperante veneziano originario del Grillo di Venezia, possa tornare a casa al più presto. La lettera sarà letta nella grande manifestazione che Articolo 21 ha promosso con il coordinatore nazionale Giuseppe Giulietti il 1 gennaio, primo giorno del 2026, nella piazza principale di Assisi, ma la richiesta di libertà per Alberto risuonerà forte anche l'ultimo giorno del 2025, attraverso le parole pronunciate da Don Luigi Ciotti a Catania in occasione della 58esima Marcia per la Pace dei Vescovi Italiani, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana con le associazioni dalla città santa di Assisi. Per Alberto saranno in piazza in tantissimi. Grazie al Comune di Assisi e grazie a tutte le associazioni civili e religiose che hanno già detto sì e saranno in piazza il 1 gennaio dalle ore 12 per chiedere la liberazione di Alberto Trentini. Giulietti è già giunto ad Assisi per organizzare la mobilitazione. E leggeremo anche la lettera che la mamma ci ha mandato, molto bella, toccante, e la lettera che la mamma ha mandato a Papa Leone, invocando anche il suo aiuto. Il 1 gennaio saranno 412 giorni che Alberto Trentini è chiuso in un carcere a Caracas, senza nessuna accusa, senza poter parlare con la sua famiglia se non alcune brevi telefonate. Non sappiamo nient'altro, vorremmo che tutta Italia facesse qualcosa per Alberto. I pericoli del cosiddetto consumismo sanitario per pazienti e per la tenuta del sistema sanitario nazionale sono stati al centro di un convegno organizzato dall'ULSS 3 all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Il consumismo è a volte ascoltare il dottor Google, guardare a quello che prescrive la rete e rivolgersi al proprio medico e chiedere questa cosa, come andare al supermercato ed utilizzare lo scaffale, guardare quello che c'è. Dalle visite mediche superflue ad un'assunzione di farmaci non necessaria, la diffusione del cosiddetto consumismo sanitario rischia di trasformare la cura della salute in un aumento di spese dettato da regole commerciali e in un abuso di prestazioni che possono mettere in crisi il sistema nazionale sanitario. La parola d'ordine è scegliere con saggezza. Evitare, se possibile, chiaramente in accordo con il paziente, il cittadino, evitare da parte del medico esami, trattamenti, procedure che non sono necessarie e a volte addirittura provocano danni. Consumismo sanitario e sostenibilità del sistema sanitario nazionale sono stati al centro di un convegno al padiglione Rama dell'ospedale dell'Angelo. Noi non registriamo un incremento indiscriminato della domanda di prestazioni. Il Veneto in questo è in controtendenza. Negli ultimi 2 anni ha visto una stabilità della domanda di prestazioni specialistiche a fronte di un incremento nazionale che si aggira fra il 3 e il 7%, senza incentivare un consumismo. I dati del Veneto, seppur incoraggianti, non devono però far pensare che il problema non esista o non possa tornare a proporsi in termini tali da destare preoccupazione. Noi abbiamo individuato un certo numero, sono in Italia più di 300 raccomandazioni di esami, trattamenti, procedure che non sono necessarie. Io ritengo che sia anche una questione che attiene al rapporto del servizio sanitario con i propri utenti, la fiducia nel sistema, la credibilità del sistema, l'empatia del sistema nel parlare con la propria comunità. Questo può fare la differenza. E stasera per la rubrica dedicata ai presepi, la natività allestita nella chiesetta di Mussetta di San Donà di Piave dal gruppo Presepe della parrocchia, realizzato tutto a mano dai volontari ispirati all'anno giubilare, il presepe al tema della speranza. Io vi lascio quindi a queste bellissime immagini, a me non rimane che salutarvi. Grazie davvero per averci seguito, arrivederci. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings
we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a happy new year. We all know that Santa's coming, we all know that Santa's coming, we all know that Santa's coming, and soon we'll be here. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a happy new year. We wish you a Merry Christmas.